E allora accenno d'intesa del signor Romeo Fabrizio, arbitro di questa finale Crese over 35, con i portieri Marco Rossi e Stefano Fontanot. Via a questa sfida. Residenza polifunzionale Arianna in completo rosso, maglie chiaramente in tutto e per tutto, mi paiono quelle della Triestina di qualche tempo fa, contro Moto Charlie in maglia bianca e pantaloncini blu scuri. Adesso recupera la residenza polifunzionale Arianna con Alen Naral, Rudonia. Serie di finte di Rudonia, tocco dentro per Pljevalicic, la tiene lì nonostante il rimpallo Marco Rossi, che poi va subito con le mani. C'è un ottimo 2 contro 2, non passa però la sponda da parte di Valerio Valzano. E allora possono ripartire i rossi con Admir Begic, dentro per Pljevalicic. Ancora Pljevalicic, lo spazio per il sinistro, cerca il colpetto a chiudere, sfiora soltanto il palo. 0-0. 1,5 di gioco, poco più sul cronometro del primo tempo. Si rimane a reti inviolate, adesso non passa il lungolinea per Moto Charlie, allora Rudonia per Duricic, tocco all'indietro, si fa vedere sulla destra Naral, cerca ancora il pallone dentro, buona chiusura ma ancora buona per Duricic, sponda per Mladen Rudonia, la tiene lì inizialmente il portiere, poi ancora vuole un numero Sasha Duricic a 2 metri dalla porta, non trova la giocata di prestigio e permette così a Marco Rossi, dopo una grande parata, il salvataggio definitivo. E intanto si lotta ancora a centrocampo con Pljevalicic che va a chiudere questo dialogo con Naral, non si passa però. Sono in due sulla destra, chiamati chiaramente a sinistra dal portiere Rossi. Attenzione a questo cross che, complice la deviazione, diventa il vantaggio della residenza Arianna. Velenosa traiettoria di Admir Begic, qui anche un po' di fortuna a spiazzare Marco Rossi e a dare il vantaggio ai rossi al minuto 5 del primo tempo. E bisogna darla come autorete questa, perché sarebbe stato un cross o al massimo un tiro cross quello di Begic. E però attenzione adesso al palleggio ripetuto sempre preciso con Pljevalicic per Sasha Duricic che prova a infilarsi, tocco di maestria sublime di Sasha Duricic in meno di un minuto. 2-0, controllo, danza sulle punte Sasha Duricic e infila uno spazio quasi impossibile, non per lui però. Il 2-0 della residenza polifunzionale Arianna. E adesso Fontanot va a bloccare questo tentativo e affida a Mladen Rudonia. E ora rimessa laterale per Moto Charlie che si ributta in avanti. Buona però la copertura di Durmic. Pallone allargato per Sasha Duricic che non riesce stavolta a giungere su questo pallone. Petner ha già battuto per Abdullahi che ha un po' di spazio per il destro. Prova il corridoio dentro, gran palla e bellissimo gol di Moto Charlie che risponde trovando la rete dell'1-2 con il numero 8 Stefano Djurdjevic. Gran palla davvero però di Izeir Abdullahi in maglia 10. La corsa intelligente di Djurdjevic ad aggirare tutta la difesa avversaria e a farsi trovare pronto per il tocco che beffa Fontanot. E ora attenzione a questo errore abbastanza pesante. Pljevalicic servito da un avversario, riesce, nonostante fosse in caduta, nonostante il tentativo di chiusura di Pussini, probabilmente anche falloso, a trovare la zampata che mette fuori causa Marco Rossi. 15:30, terza rete dei biancorossi, Darko Pljevalicic. Rete del 3-1 che ripristina un minimo le distanze per la residenza Arianna, però attenzione adesso alla reazione di Moto Charlie. Con Rossi chiude però benissimo Rudonia. Anche Mladen Rudonia vicino al punto di battuta, vedremo se si andrà direttamente in porta o con un tocco verso il compagno da parte di Sasha Duricic. Arriva il fischio, Duricic è uno schema per servire il destro esterno calciato benissimo da Admir Begic. Palla che sfiora soltanto il gran gol. Uscita veramente di una virgola questa. Adesso Duricic con grande scelta di tempo recupera sugli avversari. Azic per il tocco di Duricic che smista per Rudonia.
ancora Duricic, 2 volte un grandissimo Marco Rossi. Già una grande parata il primo intervento, la seconda poi da terra veramente strepitosa. E adesso occhio perché c'è ancora spazio, con coraggio qui la copertura da parte di Cristian Pussini. C'è ancora possibilità però per la Residenza Arianna con Rudonia che innesta la marcia, tocco dentro, è un colpetto preciso sul secondo palo, arriva la quarta rete dei biancorossi, la realizza Mladen Rudonia, minuto 21 e 20 nel primo tempo. E inizia a farsi complicata per Moto Charlie, che ha avuto anche un paio di chance, una soprattutto molto nitida, accorciare le distanze. Adesso Petner lungolinea, non trova la precisione per il compagno in maglia 10, Izeir Abdullahi. Vuole subito accelerare le operazioni, trova però fermo Mirsat, è anticipato secco. E nuova possibilità allora con Pljevalicic, dentro per Sasha Duricic, che finta di incrociare il piattone, lo apre all'ultimo, spiazzando in pratica il portiere. Arriva il quinto gol dei biancorossi, ancora Sasha Duricic. E punteggio ora sul 5-1. Ormai 25 minuti del primo tempo in pratica scaduti, si aspetta la segnalazione di recupero da parte di Romeo Fabrizio, recupero che però in pratica non c'è. 5-1 Residenza Polifunzionale Arianna, una buona pietra sul successo nell'over 35, ma nel calcio mai dire mai, staremo a vedere. Apprezzo che il signor Romeo Fabrizio guardi me prima del cenno d'intesa con i due portieri. Si può ricominciare col secondo tempo di questa finalissima over 35. Ha mosso il pallone Moto Charlie, che però si trova con un passivo abbastanza pesante da recuperare. 5-1 all'intervallo per i biancorossi della Residenza Polifunzionale Arianna. Una volta Rudonia, una volta Begic, una volta Pljevalicic e 2 volte Sasha Duricic, questi marcatori. Orizzontale, preciso per Mladen Rudonia. Pallone dentro per Sasha Duricic, il tocco di ritorno per Acic, sponda veramente con tempismo mirabile e gran sinistro davvero di Dejan Acic. 1:20 sul cronometro della ripresa. Mette in chiaro le cose la Residenza Arianna con la sesta rete della sua partita. E quindi 6-1 la situazione adesso. È entrato anche Ivan Kaurin in maglia 9 per i biancorossi, che provano a riportarsi in avanti con Acic. Proprio Kaurin. Precisa la palla per Abdullahi, che la tiene dal pressing di Rudonia. Valzano cerca il destro piazzato, incrocio dei pali. Sfortunatissimo qui Moto Charlie, che meritava il gol con questo bellissimo destro a girare da parte di Valerio Valzano. C'è Petner ancora per Valzano, che lascia scorrere, persa una chance piuttosto invitante. La tiene comunque Abdullahi, ancora il destro di Valzano, che ha veramente un piede niente male. Prima incrocio dei pali, adesso incrocia. Sembrava aver perso ormai la possibilità. Moto Charlie trova invece un grandissimo gol, Valerio Valzano. 6-2 per la Residenza Arianna, ma questo veramente è un gol meraviglioso. A dirla tutta, avrebbe meritato probabilmente più il primo tentativo di Valzano, ma insomma, per mettere d'accordo tutti, ha tolto la ragnatela dal 7 anche col piano B. Adesso occhio però a Sasha Duricic, dimenticato, appoggio per Rudonia e ripristina subito le distanze Mladen Rudonia, servito da quel giocatore fantastico che è ancora Sasha Duricic. 7-2 la situazione per la Residenza Arianna, minuto 5:30 nella ripresa. Intanto entra Despotovic, che non pago della finale veterani decide di farsi qualche minuto anche della over 35. E adesso spalla alla porta Gianluca Rossi. Vede la partenza di Djurdjevic, lo pesca con un gran pallone, addomestica bene Djurdjevic. Fontanot costretto alla parata discretamente complicata in questo caso. 11:30 sul cronometro, si fa vedere Moto Charlie avanti. Ancora 7-2 però per i biancorossi avversari, che provano a lanciarsi ancora adesso con la volata veramente devastante e il gol che arriva da parte di Admir Begic.
che ha fatto tutto da solo, salvo l'assist che, manco a dirlo, era di Sasha Duricic. 8-2 la situazione, minuto 12 nella ripresa. Ed esce proprio Sasha Duricic a rifiatare un attimo, vedremo se tornerà in campo a regalare qualche altra gemma del suo repertorio. E allora Kaurin, ma sono rientrate le maglie bianco-blu. Begic ha un po' di spazio, vediamo se calcia. Sì, cercava forse un assist, trova con l'esterno alla base del palo e il gol. Adesso non sapremo mai se voleva l'assist per il compagno lì davanti alla porta o cercare il gol. Ha trovato un esterno di rara precisione. 9-2 e doppietta personale per il numero 5 Admir Begic. Quasi 19 sul cronometro della ripresa. Ora Gianluca Rossi, spalle alla porta, allarga per Sasha Duricic, si fa vedere di là e viene subito servito Durmic. 1 contro 1 con Mirsat, scavetto dentro per Sasha Duricic, che stavolta non opta per il tocco di ritorno, vuole calciare e stranamente sbaglia. Sul pallone Petner, la gestione adesso con Djurdjevic. Valzano che è rientrato in campo. E allora superiorità numerica adesso in attacco per Moto Charlie con Petner. Fontanot costretto a un intervento di livello. 22-30, 9-2 sempre per i biancorossi. E intanto esce Sasha Duricic che riceve i meritati complimenti dalla panchina. Rientra Darko Pljevalicic. Mirsat porta fuori la minaccia. Despotovic per rialimentare l'azione. Ancora il numero 5 di Moto Charlie. Mette il fischietto in bocca Romeo Fabrizio e certifica il successo nel Crese Over 35 della residenza polifunzionale Arianna. Finale con ampio margine, 10-2 su Moto Charlie, che comunque ha avuto il merito, almeno nella prima metà del primo tempo, di mettere un po' di pepe alla sfida, andando sotto subito ma trovando il gol che aveva momentaneamente riaperto i giochi. Poi con la sua grande tecnica la squadra biancorossa ha preso il largo alla distanza. Domani ricordiamo Italia-Germania in diretta qui chiaramente con 2 schermi LCD al plasma e col maxi schermo all'altezza del palco. Domenica finale Crese Girl, terzo quarto posto, primo e secondo posto Crese League e premiazioni al termine delle partite. Vi aspettiamo.